Caccia grossa della Polizia di Stato ieri sera a Sottomarina, in tema di spaccio di cocaina. Gli agenti del commissariato di Chioggia hanno messo le mani su un giro di droga che coinvolgeva almeno 4 persone, procedendo all'arresto di un quarantenne, iniziali PBA, e alla denuncia di 3 persone, il 37enne JC e i 57enni SDA e DP, in stato di libertà per concorso in spaccio. Questa mattina la convalida dell'arresto del quarantenne da parte del Tribunale di Venezia. Ora PBA si trova al carcere di Santa Maria Maggiore. Una mirata attività di controllo e repressione dello smercio di stupefacenti nelle zone della città a più alta frequentazione di tossicodipendenti ha portato ieri pomeriggio gli uomini del commissario Gagliardi ad avvistare JC con fare sospetto nei pressi di un condominio di via Pigafetta a Sottomarina, al quartiere Piperno. L'uomo ha consegnato ai poliziotti 6 dosi di cocaina che deteneva dentro un pacchetto di sigarette, probabilmente per smerciarle ad altri acquirenti. Un accertamento rapido ha portato a scoprire che JC è stato accompagnato in loco per la presunta consegna da SDA e DP, ai quali la droga era stata fornita dallo spacciatore PBA per darla a JC, ricostruendo quindi almeno 3 passaggi nella filiera. La perquisizione serale in casa dell'arrestato, che vive da solo con 4 pitbull, i quali hanno dovuto essere sedati, ha portato al rinvenimento di altre 108 dosi di polvere bianca, materiali per confezionarle e bilancini, 1.160 euro in contanti, telefoni e un'agenda, tutto sequestrato. Il sindaco Alessandro Ferro ha firmato l'ordinanza numero 10 del 28 febbraio, comunemente detta Plastic Free, sul divieto di commercializzazione dei sacchetti in polietilene e divieto di uso dei contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili in occasione di feste pubbliche e sagre. Sono stati così recepiti gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale lo scorso 16 novembre 2018, nell'ottica di salvaguardare l'ecosistema e ridurre la produzione di rifiuti. Gli esercenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali di somministrazione alimenti e bevande, dovranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, materiale biodegradabile o compostabile o lavabili e riutilizzabili e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile o borse riutilizzabili tipo a rete, in stoffa, tessuto o plastica riciclata. I commercianti, i privati, le associazioni, gli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri e materiale biodegradabile e compostabile o lavabili e riutilizzabili, ovvero sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabili o borse riutilizzabili tipo a rete, in stoffa, tessuto o plastica riciclata. Infine, i distributori automatici di bevande dovranno utilizzare esclusivamente bicchieri in materiale biodegradabile e compostabile. Per consentire agli interessati di esaurire eventuali scorte di materiale a magazzino, l'ordinanza è efficace per il punto 1 a decorrere dal 1 ottobre 2019, per i punti 2 e 3 a decorrere dal 1 giugno di questo stesso anno. Saggista e storico locale, con particolare attenzione al secondo Novecento e alla realtà di Sottomarina, Pier Giorgio Tiozzo Gobetto ha pubblicato nelle scorse settimane anche un romanzo, Noi, un amore oltre le righe, per i tipi di Think ADV. Si tratta dell'incontro di una coppia in età matura, 60 anni lui e 50 lei, che si muove tra i dialoghi privati su Facebook e nella penisola a sud della laguna. I luoghi rivestono un ruolo importante nell'innamoramento dei protagonisti, uscendo dall'essere quinte teatrali e rivelando la propria essenza umanizzante. Nell'indagare i nuovi modi di stare assieme alimentati dalle tecnologie, Tiozzo non dimentica mai il contesto spaziale e quello temporale, con i tramonti visti dalla batteria di San Felice a legare ancora di più i personaggi di Gigi e Angela. Una zona specifica in attuale trasformazione, che l'autore vede quale opportunità anche per il futuro, è l'ennesima conferma della vitalità di Sottomarina quale oggetto di indagine di più scrittori, raccolti nella collana Profilo di una comunità, di cui lo stesso Tiozzo è direttore. Gli echi della premiazione degli Oscar arrivano questo weekend lungo al Cinema Don Bosco, dove da questa sera sarà proiettata la pellicola vincitrice della statuetta per il miglior film, ovvero Green Book.
L'opera di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali ha convinto la giuria grazie alla storia che racconta le vicende di un italo-americano che viene assunto come autista di un pianista jazz di colore in un viaggio negli Stati Uniti del Sud. Green Book sarà replicato domenica sera e mercoledì 6, sempre alle ore 21. Nel pomeriggio di sabato, ore 17, a proseguire con quello di domenica, ore 15 e ore 17:30, infine lunedì 4 alle ore 16, lo schermo salesiano proietterà Remy, versione cinematografica del famoso cartone animato tratto dal romanzo di Hector Malot, uno dei classici per bambini e ragazzi di tutti i tempi. La pellicola si avvale dell'interpretazione di Daniel Auteuil nei panni del musicista girovago Vitalis. Accanto al piccolo Remy, gli amici di sempre, il cane Capi e la scimmietta Jolicoeur, in viaggio verso la Francia. Ennesima proiezione invece lunedì sera dalle ore 21 per Bohemian Rhapsody. La vita musicale di Freddie Mercury e dei Queen rivive dagli esordi fino quasi alla fine, nel caso cinematografico della stagione, che ha riempito le sale di tutto il mondo, facendo registrare spesso il tutto esaurito anche al cinema Don Bosco. Anche questo film rientra in circuito dopo che l'attore Rami Malek ha vinto l'Oscar per l'interpretazione del cantante inglese. Da Meta Gabri, Meteo Brollo e Network Azzurra un sereno weekend da Corso del Popolo. Dunque amici carissimi, dopo il passaggio della perturbazione numero 1 del mese di marzo, lentamente ci sarà una nuova interposizione dell'anticiclone sahariano, ma che non avrà più la forza della scorsa settimana. Questo vuol dire che avremo sostanzialmente comunque un weekend leggermente comunque più stabile degli ultimi 2 giorni, con temperature che guadagneranno ancora qualche grado in più, ma non necessariamente non saranno così elevate come lo sono state negli ultimi 5-6 giorni. Ci aspettiamo quindi un sabato tutto sommato ancora gradevole, e anche un'ottima domenica, con qualche velatura in transito, temperature tra i 12 e i 14 gradi, qualcosa naturalmente meno nelle minime ovviamente. Siamo entrati in primavera meteorologica, ma tranquilli perché probabilmente per la prossima settimana l'Atlantico ha intenzioni serie anche verso la parte, diciamo, della nostra Italia. Quindi molto probabilmente nelle ore finali del weekend qualcosa si muoverà dal comparto atlantico e molto probabilmente proprio lunedì assisteremo alla prima perturbazione un pochino più seria, un pochino più consistente, che valicherà le Alpi da ovest inserendosi con venti sud-occidentali e apportando molto probabilmente qualche precipitazione, specialmente nel nord-est e nella parte centrale italiana. E sarà un susseguirsi poi di perturbazioni che si accavalleranno nei giorni proprio a venire. Quindi una instabilizzazione del tempo di cui tanto abbiamo bisogno per riportare ovviamente qualche precipitazione sia piovosa che nevosa laddove sono completamente mancate negli ultimi 2 mesi. Speriamo che la situazione naturalmente si evolva in questo modo, anche perché andremo incontro altrimenti a una siccità piuttosto estesa. Con questo vi saluto e naturalmente vi ringrazio. Ciao a tutti.